Quante ne sono uscite? Dove sono? Le stesso, mette che l'asse. Siamo pronti per andare a dividere le olive dalle foglie. Questa mattina infatti sono andati a raccogliere le olive che ci sono all'interno di questo carro. Ma voi vi chiederete, bisogna passarla tutta quanta a mano e dividere tutte le foglie da tutte le olive? No, infatti per chi guarda i video sul canale già da un po' di tempo saprà che abbiamo un ventilatore gigante che serve appunto a questo scopo. In pratica lasciamo cadere le olive e le foglie da una specie di piano, sotto c'è questo ventilatore che fa andare fuori le foglie mentre le olive cadono all'interno del cassone. Adesso vi faccio vedere tutto quanto. Questo è il ventilatore del cugino del padre che utilizziamo per dividere le foglie dalle olive. Questo è il piano inclinato in cui facciamo scorrere le foglie e le olive insieme, che poi passano vicino a questo ventilatore che con l'aria spinge fuori tutte le foglie, e invece le olive che pesano di più cascano all'interno del cassone che metteremo qui sotto. Però c'è un problema: questo cassone grigio non possiamo svuotarlo e gli abbiamo messo all'interno le olive che abbiamo raccolto ieri, quindi per prima cosa dobbiamo spostare tutte le olive e le foglie in questo cassone qua verde. La parte rimanente la svuotiamo a mano. Questo grigio poi ci serve libero anche perché è uno di quelli che porteremo in frantoio. Mentre il padre prepara qui tutti i cassoni verdi, noi portiamo qui il cassone grigio da mettere sotto il ventilatore e poi lo accendiamo. Per evitare poi che vadano all'interno le foglie mettiamo anche questo pannello qui, lo mettiamo qua. Adesso il padre scaricherà il cassone qua sopra. All'inizio mettiamo anche questa asse per evitare che le olive rimbalzino e vadino fuori. Adesso togliamo l'asse e prendo questo. Di solito c'è freddo a fare questo lavoro quando si passa davanti al ventilatore, invece quest'anno col sole che c'è resta qui. Sono andate fuori, sì? Ai ai, padre ha combinato un casino stavolta, le ha fatte uscire da qua. Guardate, dai su che quando sei te che sbagli, non c'è da dire niente. Fossi stato io a guidare qua, cioè lui ha fatto uscire tutte ste qua e io l'altro giorno stavo filmando mentre stava svuotando il cassone, mi sono dimenticato di mettere quest'asse qua, sono uscite solamente 3 olive, ha fatto su un casino.
uscito? Metti che l'asse. Ma cos'è che... Quante ne sono uscite? Dove sono? Lo stesso, metti che l'asse. Quando uno per primo, metti che l'asse. Dici. Ma mi puoi dire qual è uscita? No, perché No, almeno... ma allora buttelle via perché dite che... Ma dove sono uscite? Dove sono uscite? Ora. Io ho viste. Ma quante ne sono uscite? 3. Allora, butta il calzone nel luogo. Quando le... Metti che l'asse. Ma dove sono uscite? Metti che l'asse. Ma dove sono uscite? Allora buttelle via. Ma mi puoi dire qual è uscita? Te stesso. Metti che l'asse. Metti che l'asse. Ora. Ma quante ne sono uscite? 3. Te stesso. Ok, abbiamo finito. In totale abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5 cassoni, però non li abbiamo riempiti tanto per conservare di più l'oliva fin quando non lo porteremo in frantoio. Adesso, per evitare che si scaldi, la buttiamo tutta ai lati e lasciamo un buco al centro in modo che resti più arieggiata, perché come potete vedere il cassone è forellato e quindi prende aria dalle parti laterali. Ecco là. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata.